Un dramma che ha ancora molte domande senza risposta. Aleisa, 1 anno e 11 mesi, è caduta nelle acque del Brentella. Stava giocando nel giardino vicino alla sua abitazione. Un attimo e si è consumata la tragedia. Con lei sembra ci fosse la famiglia, ma la piccola avrebbe raggiunto la riva senza che nessuno se ne accorgesse. A raccontare ai nostri microfoni quei terribili momenti, il vicino che si è gettato nel canale per soccorrerla. Un ragazzo che stava percorrendo il canale, qua lungo il canale qua, è venuto qua di corsa, forse non si rendeva neanche conto, ha detto c'è un bambino dentro sul canale, sono corso fuori e il bambino ormai lui l'aveva visto qua, no? È andato sotto il ponte, stava andando giù, e mi ha chiamato per una corsa e mi sono buttato dentro. Dal punto in cui è caduta a dove è stata recuperata sono circa 300 metri. Senza esitazione il signor Paolo si è gettato in acqua. Sono andato dentro e basta, l'ho sollevata, l'ho buttata fuori, gliel'ho passata a sto ragazzo che era totalmente in panico, poverino, perché piangeva come una cosa. E basta, così è andata. Ho provato a fare questa rianimazione finché è arrivata il SUEM lì, però anche loro sono andati avanti una quarantina di minuti, però si vedeva che non dava segni di vita. Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri, immediate le indagini per capire quando e perché Aleisa è sfuggita al controllo dei genitori. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati, con l'accusa di omicidio colposo per omessa vigilanza. Con la voce rotta dal pianto, il signor Paolo ci dice: Mi rimane dentro l'immagine della bambina. il paese è sotto shock ed il comune intanto si è attivato per fare tutto il possibile per la famiglia. Faremo il possibile con i nostri servizi, con i servizi sociali, con le forme di supporto che possono esserci alle persone che si trovano a dover vivere uno shock del genere. Ovviamente saremo presenti e andremo a seguire quelle che saranno le necessità della famiglia. Nelle prossime ore l'autopsia sul corpicino della piccola, solo al termine delle indagini si potrà capire come Aleisa sia potuta cadere nel canale.